Adesso diamo, dopo il benvenuto, la parola al senatore Casson che ci parlerà di questa nuova proposta di legge speciale per Venezia, che credo sia strumento fondamentale perché le regole all'interno della laguna siano rispettate e siano anche attraggano soprattutto l'attenzione di tutti, perché ho l'impressione che se facciamo riferimento alla vecchia legge speciale, ciascuno di noi ha dato in certi punti libera interpretazione alle parole che la legge speciale conteneva, e tanto per non essere malizioso ne voglio ricordare tre, che sono gradualità, reversibilità e sperimentabilità. Tre parole che hanno avuto interpretazioni assolutamente diverse dai diversi ambienti. Questo non dovrebbe capitare, perché dovrebbe essere, mi permetto di dire, che il significato delle parole che stanno dentro agli articoli di legge dovrebbe essere quello che noi ritroviamo in un buon vocabolario della lingua italiana. A lei la parola, senatore. Grazie, buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio innanzitutto l'Istituto Veneto che ha voluto invitarmi a tenere questa breve relazione conclusiva in tema di nuova legge speciale per Venezia. E mi scuso e soprattutto mi dispiace peraltro di non aver potuto ascoltare questa mattina le relazioni che erano state prospettate, perché certamente estremamente interessanti e molto utili proprio nella discussione anche politica relativamente alla legge speciale per Venezia. Io per necessità di cose riferirò in sintesi i contenuti di questa nuova legge speciale, con particolare riferimento alle materie oggetto di questo nostro incontro. E dico in premessa che si tratta di un testo di legge speciale che è stato presentato circa un anno fa in Senato, che costituisce sostanzialmente la sintesi del testo di legge speciale esaminato alla fine della passata legislatura dalla Commissione Ambiente del Senato e che aveva trovato la unanimità dei consensi parlamentari, seppur con la previsione di alcuni emendamenti che ovviamente sono estremamente utili sempre in ogni occasione, ma per dare il senso dell'accordo ampio che era stato trovato, quella bozza di legge speciale, che a sua volta era stato il frutto di un lavoro che era partito da Venezia, e cioè dalle nostre università, dai nostri esperti, dalle associazioni, dai comitati, comprese le associazioni di categoria, e questa bozza poi unificata, approvata, aveva previsto, per dire, da parte della stessa Lega Nord la presentazione di 3 o 4 emendamenti, mentre gli emendamenti che avevo comunque presentato io erano una quarantina e costituivano la sintesi di proposte raccolte sul territorio girando per Venezia e per la laguna. E quindi questo testo è stato ripresentato e attualmente all'esame della Commissione Ambiente del Senato, che si è recata nel corso dei mesi passati, mi pare alla fine dell'anno scorso, in Venezia, proprio per ascoltare le autorità, i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, delle forze politiche, le istituzioni, proprio per dare una configurazione maggiore a questa nuova legge speciale per Venezia. E dico soltanto una cosa ancora in premessa, cioè che speriamo che non ci voglia tanto tempo come ce n'è voluto per la prima legge speciale, perché ricordiamo che la sollecitazione per la legge speciale per Venezia è venuta dopo la grande inondazione del 1966 e il testo della legge principale del 1973. Speriamo di metterci un po' meno di 7 anni rispetto a quella che è ancora vigente. La legge speciale in vigente va, a mio modo di vedere, certamente modificata, rinnovata, perché mostra tutti i segni del tempo. Ne è passato parecchio, ma è cambiato soprattutto l'impostazione sociale, economica, finanziaria, politica,
e da una richiesta, da una configurazione, ad esempio per quanto riguarda l'aspetto reperimento risorse, si è passati all'epoca attuale una visione completamente diversa. Se in quell'epoca sembrava quasi che per Venezia si dovesse andare ogni volta ad elemosinare delle risorse anno per anno e anche più volte all'anno, sarebbe importante nella nuova visione della legge speciale cercare di reperire risorse in maniera diversa, in loco, di utilizzare quelli che sono i proventi che vengono recuperati nel territorio veneziano, di utilizzarli direttamente senza giri finanziari all'interno dei quali poi le risorse si possono anche perdere o disperdere. Ma i temi fondamentali che dovrebbe trattare questa nuova legge speciale riguardano un po' tutta la realtà, non soltanto di Venezia, delle isole e delle lagune, ma del territorio veneziano, di tutto quello che sta poi attorno alla contaminazione lagunare, perché riguarda certamente la tutela di Venezia storica, la tutela delle acque, della laguna, ma riguarda anche gli aspetti fondamentali, se vogliamo avere una città e una laguna viva, che sono quelli della portualità, del turismo, della residenza, della cultura, della mobilità, con tutti gli aspetti manutentivi che ben conosciamo e che sappiamo essere fondamentali, così come riguarda ovviamente anche tutta la parte concernente Porto Marghera, sia per riconversione e sviluppo, ma anche per gli aspetti che guardano a nuove tecnologie e alle fonti rinnovabili. Questo è l'aspetto di carattere generale e ovviamente in questa sede, in questo ambito, mi limiterò a dare contezza di alcuni principi fondamentali che governano l'impostazione di questa legge speciale e che fanno riferimento soprattutto all'aspetto dei contenuti in relazione al degrado, alla tutela delle acque, della laguna. Poi due parole dovrò dire sulla governance, cioè come si governerebbe questa nostra realtà veneziana, e poi il terzo aspetto fondamentale, assieme agli altri ovviamente, che è quello delle risorse, sia da un punto di vista di finanze ma anche da un punto di vista umano, di scienza, di conoscenza e di utilizzazione di strutture e di suggerimenti. Per quanto riguarda i contenuti, io mi limito a dire che facendo riferimento, ripeto, a quello che è un po' il tema, la linea direttiva di questo nostro incontro, a quello che viene detto fin dalla prima parte del nuovo testo di legge speciale, cioè l'articolo 1, lì dove all'interno di quello che dovrebbe essere lo strumento di governo della situazione, che si chiama Piano Generale degli Interventi, che dovrebbe prevedere direttive, indirizzi, prescrizioni, piani settoriali, interventi più specifici, si fa riferimento ai temi seguenti. Innanzitutto quello che riguarda recupero e riqualificazione ambientale, poi riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna per contrastare in maniera specifica, viene detto, il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-lagune. Certamente ne avrete ampiamente parlato anche nel corso di questa giornata. Altro punto fondamentale è quello che riguarda la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre a riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso una serie di prospettazioni in essere, da studiare, di là da venire, ma che danno però l'immagine di una tutela e di una volontà di tutela molto ampia. Il primo punto fa riferimento agli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto, secondo i principi che ha ricordato peraltro il professor Dal Paus poco fa e che sono riportati nell'articolo 5 di questo disegno di legge. Il secondo punto è quello che riguarda gli interventi proprio in prospettiva di iniezioni su tratti geologici profondi volti al sollevamento antropico, previ studi scientifici specifici e adeguati che devono essere valutati secondo certi criteri da determinate autorità. Terzo punto, interventi integrati per insule e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici, delle isole e dell'estuario, da ottenere in connessione con programmi di manutenzione urbana. Questo riguardava il discorso concernente i livelli di marea. Poi un altro punto riguarda il consolidamento delle difese a mare, ripascimento dei litorali, rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti. Altra questione più ampia, tra l'altro oggetto di un disegno di legge autonomo
che è peraltro in esame alla Commissione Agricoltura del Senato, è quello relativo alle valli da pesca, dove si parla di apertura delle valli da pesca, le quali, va ricordato, storicamente, dai tempi della Serenissima Repubblica in poi, passando attraverso i periodi napoleonici, francesi, del re Sabaudo, i fascisti e tutti quanti, tutti hanno ritenuto che le valli da pesca all'origine fanno parte del bacino demaniale marittimo, ai sensi sia della nostra Costituzione che dell'articolo 28 del Codice della Navigazione che dell'articolo 322 del Codice Civile. Annotazioni e conferme che sono arrivate anche da una sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione, è arrivata al termine di numerose diatribe e contrasti a livello anche giuridico in ambito civilistico, amministrativo, contabile e penale, proprio per valutare la natura giuridica di questo che invece è stato confermato essere alla fine un bene demaniale marittimo, con tutto quello che consegue per quanto riguarda utilizzazione, indennità, eccetera, indennizi vari. Un altro punto che viene previsto espressamente fin dall'articolo 1 fa riferimento, può sembrare una notazione generica, però la voglio citare lo stesso in questo momento, in questa sede, per i risvolti che ha anche su un tema molto attuale, cioè la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare. E qui mi aggancio, forse ne parleremo anche tra poco, alla questione grandi navi. A mio modo di vedere, al di là di tutte le valutazioni, direi oltre a tutte le valutazioni tecniche, scientifiche, gli approfondimenti giuridici che si vogliono fare, di intervento sulla realtà economica, imprenditoriale, finanziaria della questione, c'è un aspetto che dovrebbe essere considerato prima. L'articolo 9 della nostra Costituzione tutela il paesaggio, in tutte le leggi speciali, normative speciali che sono state adottate e in questa che riproponiamo si parla di tutela e valorizzazione del paesaggio lagunare. Il primo aspetto per me da considerare questa tutela del paesaggio lagunare. Certamente le grandi navi non hanno niente a che fare col paesaggio lagunare, sono dei semplici mostri che già da questo punto di vista costituzionale dovrebbero essere messi al loro posto. Altre considerazioni, e poi torniamo magari su questo punto perché ci sono alcune altre norme che fa riferimento specifico alle acque della laguna e alla gestione e alla tutela delle acque lagunari. Si fa riferimento ancora al risanamento delle acque della laguna, certamente, ma anche a quelle del bacino idrografico, direttamente sversanti nel corpo idrico, perché è chiaro che ci sono acque che arrivano in laguna e che determinano tutta una serie di conseguenze, e soprattutto nel male in quest'ultimo periodo va ripensato anche su quello che è l'intero bacino idrografico. E su questo punto, quello che è stato ricordato poco fa a proposito del magistrato alle acque, io preferisco chiamarlo ancora magistrato alle acque, anche se in questo periodo momentaneamente ha assunto un'altra denominazione, dico improvvidamente, perché c'è stato un provvedimento che abbiamo visto di chiusura, di soppressione, di inserimento all'interno del provveditorato, che mi sembra che debba essere assolutamente rivisto proprio per una valorizzazione dei ruoli e delle funzioni che dovrebbe avere il magistrato alle acque su quella che è la nostra esperienza non soltanto storica del passato ma anche recente, perché certamente è stato un nucleo che ha contribuito al malaffare nella nostra città e nella nostra società, però non dimentichiamo che all'interno di questa struttura esistevano uffici e personale molto capace che è stato in grado di dare una mano fondamentale, ad esempio in materia anti-inquinamento, anche relativamente, per quello che ricordo, a indagini che abbiamo svolto in ambito penale attorno a Porto Marghera. Poi, a proposito dell'aspetto finanziario che ricordavo poco fa, questi sul tema di questa giornata sono i punti specifici, ma già su questi punti si fa riferimento a quelle che dovrebbero essere delle previsioni di strumenti, di agevolazioni fiscali e finanziarie, proprio per consentire di intervenire, perché poi questi interventi e queste strutture hanno sempre bisogno di risorse finanziarie piuttosto consistenti. E a questo proposito mi fa piacere anche ricordare quello a cui accennavo nella parte introduttiva del mio intervento, e cioè che quando abbiamo cominciato a ragionare sugli articoli di questa nuova legge speciale, si è ragionato con tutte le associazioni e le categorie. Ricordo in particolare per la parte finanziaria che abbiamo coinvolto anche le associazioni industriali, proprio per fare in modo di individuare, se vogliamo chiamarli cespiti, punti,
i redditi, dove intervenire per poter avere questa permanenza di risorse del territorio a vantaggio della situazione veneziana e di tutte le opere che devono essere svolte sulla laguna. E ancora a questo proposito, visto che parliamo di risorse finanziarie, così poi semplifico il passaggio successivo in questa materia, ricordo come quello che è il vincolo che non condivido, rigido e non più accettabile del patto di stabilità, proprio da questa nuova legge speciale per le situazioni che riguardano la laguna di Venezia e i lavori all'interno della laguna di Venezia, preveda una esclusione o comunque un superamento. E questa norma è inserita in particolare all'articolo 9, comma secondo, e si fa proprio riferimento all'insieme, all'ammontare delle somme, delle opere, degli incentivi, dei contributi compresi nel piano generale degli interventi, e questo deve essere considerato al di fuori del conteggio del limite dei patti di stabilità, sia per le somme già in gestione o comunque stanziate anche se non utilizzate e non impiegate, ma soprattutto ovviamente per il futuro. E questo lo dico semplicemente, come avrò modo di dire per alcuni altri temi, che se questa norma fosse stata in vigore avrebbe risolto moltissimi problemi della comunità di Venezia e dell'amministrazione comunale di Venezia, dando respiro a quella che è l'attività anche di tutela del cosiddetto Stato sociale, dei servizi pubblici e dei servizi sociali. Passo un attimo, poi se volete torniamo su questi punti perché appunto il tempo è quel che è, passo un attimo ad accennare all'aspetto della governance. Qui il principio fondamentale che nutre e che ispira questo disegno di legge è la necessità, maturata dall'esperienza pratica, di cercare di unificare le competenze, cioè di avere un'autorità unica che possa decidere in materia di terra, di acque, di canali, di laguna. Già veniva ricordato per quello che ho sentito poco fa quando sono arrivato, che esistono competenze plurime. Provate a pensare sulle acque della Giudecca o della laguna a quante autorità bisogna rivolgersi per capire qual è la normativa in vigore e che si deve applicare. Dal magistrato alle acque all'autorità portuale, al comune, alla provincia finché c'è, finché ci sarà o finché dura, alla regione, allo Stato, al capitano di porto, quante sono queste autorità, per non parlare poi dell'aspetto bonifiche e dell'aspetto bonifiche in particolare Porto Marghera, perché anche lì le competenze sono diversificate, plurime e alle volte anche contrastanti tra di loro. E quindi è evidente che si pone la necessità di determinare una competenza unica e la competenza unica, a mio modo di vedere, non può che essere affidata a questo nuovo organismo, del quale troveremo il nome, perché da chi propone ufficio di piano, a chi propone Consiglio Superiore di Venezia e la sua laguna, o autorità, o non mi ricordo che cos'altro, ma insomma tutta una serie di nomi a questo proposito, agenzia, ma insomma si troverà il nome, ma al di là del nome è il contenuto che è fondamentale. Organismo che deve avere una composizione tecnica e politica, che deve garantire una sua autonomia e che per quanto riguarda il ruolo di presidenza, che peraltro un primus inter pares non è certamente il dominus assoluto della situazione, viene proposto che sia il sindaco pro tempore della città principale, che è Venezia, per ovvi motivi e comprensibili motivi. Quindi questo dovrebbe essere l'organismo principale che gestisce dal territorio lo studio, l'approfondimento, la creazione e poi promuove l'approvazione di questi piani di interventi, che anche questa è la denominazione tecnica, ma ovviamente le denominazioni poi possono essere sempre adeguate meglio. Questo è il punto fondamentale. Poi si dovrà, ovviamente, qua è previsto già nel testo di nuova legge speciale, seppur in maniera generica, coordinare questa nuova autorità con la costituenda, perché non è ancora costituita città metropolitana, per ovvi motivi, perché l'ambito territoriale di competenza della città metropolitana in questo momento è l'ex provincia di Venezia e comunque comprende tutta o quasi tutta, salvo un pezzettino in provincia di Padova, della laguna di Venezia, e quindi è ovvio che la competenza dell'amministrazione comunale di Venezia, dell'organismo con competenza sulla legge speciale e la città metropolitana dovranno trovare un coordinamento da un punto di vista normativo per decidere cosa fare, chi deve fare cosa, proprio per evitare le contrapposizioni del passato che conosciamo. Vado verso l'ultimo punto, che è un punto anche questo fondamentale,
e che cito in maniera abbastanza rapida, per dire che, ed è quello della conoscenza e dell'utilizzo della conoscenza, delle risorse umane e finanziarie sotto quest'ottica. Sulle risorse finanziarie alcuni cenni li ho già fatti, quindi mi ritengo esentato dal precisarlo, salvo appunto richieste da parte vostra. Vorrei puntare un attimo l'attenzione sulla necessità dell'elemento umano e delle strutture che dovrebbero intervenire a questo proposito. È ovvio che per questi punti che ho già ricordato, come per quelli che dirò, il nuovo disegno di legge è a livello di Senato e quindi la fase emendativa deve ancora partire e quindi sono arrivati, ma arriveranno anche altri suggerimenti che potranno essere inseriti. Ma dico questo perché quel sasso che mi voleva lanciare, che io cerco di evitare perché un sasso è avere una palla, il sasso buttiamolo nello stagno dell'immobilismo, della politica se vogliamo, proprio per dare una smossa a questa situazione che è bloccata. Invece ricevo molto volentieri la palla per approfondire il tema e per ricordare ovviamente a me per primo che la fase conoscitiva, la fase informativa è fondamentale. Noi siamo andati avanti per anni, per decenni, senza sapere di che cosa si parlava pubblicamente. Guardate che il tema delle grandi navi è emblematico, si sta maturando una disinformazione sugli aspetti complessivi di questa tematica e non si vuole informare correttamente e non si vuole neanche il confronto, non si vuole neanche vedere se qualcun altro ha dei progetti diversi da presentare. Questo è il dramma e guardate questa è la negazione, e dico di più, non solo della democrazia, è la negazione della persona umana, perché la persona umana è fatta per sapere, per essere informata, per informarsi e per conoscere. Se sapessimo potremmo decidere sempre al meglio. È ovvio, l'oscurantismo, chi ha interessi molto limitati, vuole evitare il confronto, il dialogo, vuole evitare di sapere e di far sapere. E questo, guardate, lo dico ricordando, tra l'altro siamo nell'ambito di un convegno che poi arriverà a un premio nei confronti del professor Ghetti, per dire che, guardate che rispettare i principi della conoscenza e della scienza è difficilissimo, è complicato e lo si paga sulla propria pelle, perché si rischia da una parte di finire in mezzo a trame anche processuali, da quali poi si può essere pure assolti, però intanto è un dramma, si rischia di essere bastonati all'interno delle amministrazioni pubbliche e si rischia anche, più banalmente, però anche questo, di vedere premiati anche con denaro, ma non solo, coloro che invece si prestano a interessi molto limitati di tipo privatistico che non fanno certo l'interesse collettivo. Esco dalla generalità. Guardate che proprio durante le esperienze processuali che ho vissuto su Porto Marghera, quel processo e anche in altre situazioni e anche in questo momento a proposito di grandi navi, è molto facile schierarsi col potente. Il potente ti dà una barca di soldi, poi vieni portato in giro tutte le università, ti favoriscono nella pubblicistica, ti favoriscono in tutte le maniere. È molto più difficile fare ed essere ricercatore, scienziato, serio, autonomo, indipendente. E noi come pubblico, come collettività, come persone, dovremmo invece tutelare quello che è l'aspetto pubblico della scienza e della conoscenza. Il nostro interesse di cittadini di Venezia in questo caso, ma del mondo, dell'Italia e del mondo, è quello di favorire lo scienziato autonomo e indipendente e lo scambio di informazioni e di notizie di tutti i tipi, proprio per poter decidere. E quindi anche la proposta, e quindi ricevo la palla a proposito del progetto di Atlante in questo senso, che va benissimo questa ricerca di informazioni e di notizie che vanno diffuse, come diceva anche il signore che è intervenuto, nelle scuole, a partire dalle scuole, nella maniera più ampia possibile, quindi dati concreti, sperimentali, visioni sul campo e informazioni anche di carattere generale, perché ovviamente la modulistica, la matematica ormai non è più solo astrazione, ma è molto concreta, si ancora molto alla realtà e va spesso vicinissimo alla realtà, se solo si vuole essere scienziati seri e autonomi. Quindi favoriamo certamente questo aspetto umano che valorizzerà sempre più noi stessi e i nostri territori. Io quindi concludo questo mio intervento dicendo, guardate, ovviamente la situazione della nuova legge speciale è in movimento, se mi consentito la contraddizione, movimento stabile, nel senso che in Commissione Ambiente del Senato che sono state fatte delle audizioni anche piuttosto ampie,
E tra l'altro mi ricordo, tanto per dire, la capacità di infiltrazione di chi è negazionista nei confronti della scienza, mi ricordo che sono venuti dirigenti della Regione Veneto a tutelare, ad esempio, a sparare a zero contro il MOSE, anzi a tutelare il MOSE e a sparare a zero contro questa legge speciali, dirigenti regionali poi arrestati nello scandalo del Consorzio Venezia Nuova. Non è un caso, certamente, e però abbiamo capito, o io ho capito almeno, perché sono venuti lì a sparare a favore di certi poteri e contro la nuova legge speciale. Se c'era bisogno, mi ha dato più voglia e più forza per fare questo lavoro. Ecco, questo direi, quindi lanciamo questo sasso nella società, nella politica, muoviamoci, diamoci da fare, non lasciamo che le cose rimangano tali e quali. Poi certamente con la collaborazione di tutti miglioreremo questo testo, che è certamente migliorabile. Grazie. Ringrazio il senatore Casson per il modo incisivo con cui ci ha illustrato la sua proposta di legge. Penso che ha toccato molti punti che si prestano a domande e osservazioni, e quindi non prendo tempo al dibattito e lascerei a voi la parola per rivolgere al